Pizzelle fritte, ricetta napoletana. Salve a tutti da Emanuela e ben ritrovati sul mio canale di cucina, Cucinando per caso e per passione. Oggi facciamo delle pizzette fritte, le classiche pizze fritte napoletane. Noi qui in Campania le chiamiamo campagnole, si possono chiamare pizze fritte, si possono chiamare pizzelle, come più mi piace. Comunque sono delle classiche pizze fritte con sopra pomodoro, mozzarella e basilico e una spolveratina di pecorino. Io vi lascio gli ingredienti e poi alla preparazione. Per fare le nostre pizzelle fritte ci serviranno 125 g di farina 00 e 125 g di farina Manitoba o 0, 13 g di strutto, 10 g di zucchero semolato, 3 cucchiai d'uovo, 10 g di lievito di birra quello fresco o 4 di quello secco, 60 g circa di acqua e 3 pizzichi di sale. Altra farina per la lavorazione. Per la salsa delle nostre pizzelle ci servirà del pomodoro pelato o dei pomodori a pezzettoni, basilico, altro basilico per guarnire, della scamorza. Io metto della scamorza semi-affumicata, mi piace molto, oppure potete mettere della mozzarella, mettetela un po' asciutta, del pecorino che grattugeremo, olio extravergine, pochissimo, e sale. E uno spicchio d'aglio. Ho messo nella mia farina setacciata il lievito sciolto in un poco dell'acqua in dotazione e per quanto mi riguarda metto anche un po' di zucchero in modo che il lievito si attivi, perché adesso lontano dal lievito ho aggiunto il sale. Adesso ci mettiamo l'uovo, il nostro zucchero in dotazione e incominciamo ad impastare. Come vi ho detto, sicuramente servirà dell'altra acqua, però mettiamola gradatamente. Per ultimo metteremo il nostro strutto. Adesso impastiamo. Io, vedete, metto un altro po' d'acqua perché ci vuole. Ecco qui. E mi porto tutto sulla spianatoia. Passato sulla spianatoia ed ho messo anche lo strutto. Se dovesse risultare troppo dura, noi possiamo aggiungere un altro po' di acqua, perciò vi ho dato 60-70 g di acqua nella scheda degli ingredienti. E ora ce lo dobbiamo lavorare. Lavoriamolo per un po' e poi facciamo 5 minuti di riposo e poi lo rilavoriamo e passiamo a farlo crescere. Riposato, come vi ho detto, per 10 minuti coperto, adesso io, vedete come si è ammorbidito? Lo lavoro per altri 5 minuti e poi lo mettiamo a crescere. Lo mettiamo a crescere fino a quando non raddoppia, perché poi una volta fatto le forme dobbiamo farlo crescere un altro poco. Quindi adesso ce lo lavoriamo, facciamo la nostra pallina e ce la mettiamo nella nostra ciotola e copriamo o con pellicola o con un panno umido, e se vogliamo facilitare la nostra lievitazione possiamo mettere anche in forno con la luce accesa, chiaramente forno spento. Comunque mettetelo in un uovo caldo. Una volta che la nostra pasta è cresciuta, noi la facciamo a palline e ce la mettiamo in un contenitore, chiudiamo e facciamo ricrescere per un'altra oretta e poi incominciamo a fare le nostre pizzette. Una volta che le nostre palline sono cresciute, adesso ce le sagomiamo e incominciamo a prendiamo una pallina, ce la sagomiamo in questo modo e io già ho messo chiaramente abbondante olio, non troppo caldo, massimo 180, anche meglio 170,
a fuoco quindi basso, e incominciamo a friggere le nostre pizzelle. Ho messo la mia pizzella nell'olio bello caldo, la rigiro. Vi ho detto olio caldo 180 gradi, fiamma molto bassa, rigirata, e la premo un po' al centro in modo che si possa fare la fossetta per poi metterci il nostro sughetto. Fatta la nostra salsa con il nostro aglietto leggermente soffritto, un cucchiaio di olio e il nostro pomodoro a pezzettoni, noi l'abbiamo spenta, abbiamo messo anche del basilico e adesso la riaccendiamo perché la dobbiamo fare bella calda, perché dovrà poi sciogliere la nostra scamorzina o mozzarella, come avete scelto. Io sto mettendo sulle pizzelle il nostro sugo, la nostra salsa bella calda, in questo modo. Poi ci mettiamo la mozzarella, la scamorza, quello che vi piace, il basilico e il pecorino grattugiato. Continuiamo così fino a quando non ce le siamo fatte tutte e poi le portiamo a tavola. Ecco le nostre pizzelle pronte per essere servite. Buon appetito a tutti!